E questo Nessun Dorma lo dedichiamo a tutte le mamme del mondo, a tutte le persone che stanno facendo dei percorsi molto difficili, specialmente a Ombretta, a tutte queste persone, queste donne che stanno combattendo delle battaglie incredibili per guarire, ma le dedichiamo soprattutto a questi bambini, a questi meravigliosi creature che abbiamo la fortuna di avere e che forse non accompagniamo in quello che sarebbe anche loro un modo di vivere diverso la giornata, la musica, l'arte e la bellezza. Ne parleremo questa mattina e sono veramente orgogliosa di averli ospiti. Abbiamo in presenza Andrea Erri, direttore generale Teatro La Fenice di Venezia, che oggi compie anche gli anni, perciò auguri e auguri direttore da tutta Media Nord-Est, veramente tanti auguri direttore, soprattutto anche per la sua sensibilità. E saluto Mirella. Anche da Venezia l'architetto Luca Bombassei, presidente Venice Foundation. Grazie architetto anche a lei di essere qui e grazie anche a lei per l'accoglienza che ha dato a questa fragilità, che sono venuti ad ammirare le bellezze. Ecco, se queste porte non si fossero aperte di questi musei meravigliosi che abbiamo la fortuna di avere, grazie anche all'architetto Bombassei, grazie a Andrea Erri, direttore della Fenice, che hanno veramente spalancato questi portoni per far ammirare le bellezze alle fragilità. Perciò veramente grazie da tutte queste persone che sono venute quel giorno, veramente grazie di cuore anche da Mirella e da tutta Media Nord-Est per quello che avete dato e che hanno ricevuto questi ragazzi. Allora partirei proprio dal direttore generale del Teatro La Fenice di Venezia, Andrea Erri, perché cosa abbiamo visto? Questa meraviglia, ma i bambini sono tutti a casa, ma non fanno niente, sono tutti col cellulare. Invece noi abbiamo visto un'altra realtà grazie a lei. Prego direttore.
Purtroppo, Mirella, stai toccando un tasto molto dolente. Il fatto che oggi i genitori non giocano, non lavorano e non operano mai con i loro figli. Tutti presi dal loro lavoro, ma questa è la scusa. Generalmente sono presi molto spesso dai propri interessi, dalle proprie passioni, no? Vanno più volentieri a un torneo di padel piuttosto che aiutare i compiti nello studio e proprio nell'apprendimento e nella loro crescita. Noi abbiamo voluto invece, perché questo è il nostro compito, questa è la nostra, dico sempre, la nostra missione, quella di diffondere la cultura musicale a tutti. E quindi tutte quelle che sono quelle strategie, in termine tecnico si chiamano audience development, cioè lo sviluppo dei nuovi pubblici e l'inclusione delle persone all'interno di questo magico mondo della musica, l'abbiamo dedicato quest'anno con un nuovo laboratorio a Puccini, essendo il centenario della sua morte, e quindi vogliamo festeggiarlo in tutti i modi. E perché non includere anche i bambini in questo festeggiamento, facendo imparare loro a memoria, grazie al lavoro delle maestre, anche l'aria forse più famosa che noi abbiamo, che è quella che si conclude con vincerò. Quindi nessun dorma e vincerò, che è anche un incitamento ad essere migliori e comunque a non sottostimarsi mai. Abbiamo avuto una grande partecipazione, devo dire, dal mondo dell'education, perché come sai, Mirella, sono stato ospite anche altre volte. L'altra volta l'abbiamo dedicato un po' ai nostri ambasciatori, ai teacher ambassador, che sono i primi influencer, dico, della vita di un individuo, che sono i maestri, che sono gli insegnanti, che sono i professori, no? E quindi abbiamo voluto creare un laboratorio pensato per loro, che dal lunedì al venerdì dedichiamo alle scuole, al sabato e la domenica invece lo dedichiamo alle famiglie. Pensa, in 4 ore le iscrizioni sono andate chiuse, facciamo 2 o 3 laboratori al giorno con 50 partecipanti ogni sessione, e anche quelli con le famiglie sono andati praticamente sold out nel giro di pochissimo tempo. La cosa particolare è però che è come se i genitori si vergognassero, e quindi non hanno voluto, e quindi non posso mostrarvi le immagini dei laboratori fatti con i genitori, perché è quasi come se i genitori si vergognassero di lavorare si vergognano, è vero? Con i propri figli. Però insomma quel che conta, io dico sempre, che è il risultato. È un risultato eccezionale. Cosa ne pensa l'architetto Luca Bombassei? L'arte, la bellezza, questi bambini nessun dorma, perché loro non vogliono dormire. La peggio cosa è quando li metti a letto. Io non voglio andare a letto, e loro veramente amano, perché sono spugne. Se queste spugne le imbeviamo di arte, di musica, di bellezza, che abbiamo la fortuna di avere a 2 passi da casa, penso che abbiamo già fatto dei passi in avanti. Prego, architetto Bombassei. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti, tanti auguri al direttore e soprattutto complimenti, perché questo inizio è stato decisamente emozionante, vedere una partecipazione di bambini che cantano un'opera, è qualcosa che come dire, rimescola i parametri e fa veramente emozionare, quindi i miei complimenti al direttore. Mi è piaciuto molto il suo concetto, ovviamente, di diffondere la cultura dei pubblici diversi, no? Ed è un po' quello che facciamo anche noi con la nostra fondazione, e soprattutto come stiamo facendo adesso con... Scusate? Prego, prego, la sentiamo bene, mi scusi. architetto, prego. Mi scusi, ho sentito un'interruzione. Come dicevo, come stiamo facendo un po' anche noi, cercando di aprire a pubblici diversi quello che sono un po' nuovi o non così conosciuti punti o aspetti di Venezia, della città, del territorio. E adesso in questi giorni appunto è stata aperta la mostra di Francesco Vezzoli al Museo Correr, ed è un modo per diffondere appunto la cultura, come diceva il direttore, in un modo differente, e questo è un po' lo scopo che ci siamo dati. Quindi trovo grandi affinità, pur appartenendo ad una situazione, ad un mondo completamente diverso da quello meraviglioso della Fenice.
Io non lo trovo però, Presidente Bombassei, tanto diverso, perché stiamo parlando di arte, perciò che sia un quadro, che sia una statua, che sia una musica, un'opera, parliamo sempre di arte e di bellezza. Tu vieni rapito, io penso che anche a casa chi non se ne intende, che magari non ha mai sentito Puccini, ma per la prima volta Nessun Dorma, perché non tutti magari hanno avuto la fortuna, penso ai nostri diversamente giovani, ai quali io sono molto molto affezionata, si sono emozionati. E guardate, nel 2024, con quello che succede, riuscire ad emozionare le persone a casa, anche con una musica, con un'opera, con un quadro, con un'immagine come faccio il mattino, vuol dire che abbiamo centrato l'obiettivo, perché noi abbiamo bisogno di emozioni, abbiamo bisogno di emozionarci, di ridere, di piangere, di ammirare, ma questo dobbiamo fare, dobbiamo emozionarci. Prego, Presidente. Mirella, stai toccando ancora una volta un tasto molto giusto, nel senso che noi diciamo sempre che noi viviamo e siamo nati e cresciamo e continuiamo a vivere grazie ai contributi di tutti i cittadini, perché come si sa le fondazioni lirico-sinfoniche vivono anche di fondi pubblici e quindi dobbiamo restituire a tutti i cittadini che attraverso le loro tasse, le loro imposte che pagano, dobbiamo restituire a tutti effettivamente quello che è il mondo nostro, che è quello appunto della musica e delle tradizioni di questo paese. Qual è? La musica lirica, la musica sinfonica. Quello che però traspare anche da quello che io poi, quando sono tornata con questi ragazzi, con queste persone, con questi educatori su queste motonavi che ci hanno portato da Venezia a Treviso, era la gioia, l'allegria, l'entusiasmo, questa energia positiva che avevano vissuto, che non cessava. Siamo ritornati alle 19 e stavano ancora ballando, cantando, scambiandosi le varie opinioni su quello che avevano visto con gli educatori. È stata una cosa fondamentale. Allora io prego queste famiglie, questi genitori, queste istituzioni di aprire sempre di più alle fragilità. Noi dobbiamo iniziare a guardarli con occhi diversi, dobbiamo iniziare a coltivare questi bambini come una piantina fragile che ha bisogno di essere annaffiata, fertilizzata, un po' alla volta, piano piano, non in maniera violenta, e forse avremo dei meravigliosi giovani e troveranno forse facilmente anche un percorso più facilmente, proprio la parola facile, perché per loro, guardate, non è così facile come sembra a noi. Hanno un percorso molto difficile, non riusciamo a capirli, ad ascoltarli, specialmente questi bambini, Presidente Bombassei, quei loro perché. Perché? Perché il bambino chiede tanti perché? Perché è curioso, vuole capire, ammirare. Io li ho visti quel giorno anche da voi, alla Fenice, erano rapiti, estasiati, non sapevano dove guardare perché non sono abituati, tante cose su un colpo solo. Pensate dentro di loro anche quelli che non riuscivano a parlare, a muoversi nella maniera magari come tutti gli altri, davanti a questa bellezza. Prego, Presidente Bombassei. Ma io credo che la bellezza dell'arte sia qualcosa che dà forza ed energia, valore, indipendentemente che poi rimanga immediatamente attaccata addosso. È qualcosa che lentamente uno assimila inconsciamente, inconsapevolmente e metabolizza magari col tempo, magari non ha l'entusiasmo del momento, come appunto ci raccontava lei, ma viene rilasciata come una specie di medicina che piano piano lascia addosso dei valori, dei riferimenti, e secondo me anche molto inconsapevolmente. Quindi quello che uno non può pensare non essere necessario subito
come reazione la si può percepire invece sul lungo periodo, e questo trovo sia fondamentale proprio nella formazione dei ragazzi, dei giovani e anche degli adulti, perché la bellezza poi contribuisce, la bellezza della storia, dell'arte, di tutto quello che ci circonda nei nostri territori italiani, è un valore estremamente forte, intenso. Allora sentiamo anche la telefonata di Rinaldo, un veneziano doc. Ciao Rinaldo, prego. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Saluto con piacere il direttore, va bene, e lo saluto per quello che fa. Caro direttore, bravo. Quello Grazie che Rinaldo, buongiorno. È una roba bellissima. Io ho un nipote, va bene, che non è veneziano, è mistrin. Io ho portato 5 giorni fa a vedere e a finire io a casa così entusiasta che mi ha detto che mi sono nato a Rialto e mi ha detto ma perché non ti mi ha portati prima che mi sono partito dispiaciuto perché quello che si deve fare è una roba meravigliosa, imparare questi fiori giovani che si entusiasta alla bellezza dell'opera, che si avvicina alla musica, quello che è una roba impressionante da quanto vecchia che faccia ai putei. Se Dio fa una roba che non ha mai fatto nessuno. Bravi e bravi. Caro direttore, vi saluto, vi ringrazio di tutto quello che fa sé e vi auguro una bella giornata e sono sicuro che quello che sarà sé che porterà a tutte le persone che si avvicina una roba grandiosa. Caro direttore, ciao e buongiorno. Grazie al nostro Rinaldo. Allora andiamo a vedere queste foto di queste opere di Francesco Vezzoli, andiamo a vedere così ce le spiega e così anche a casa potete ammirare queste meraviglie che ci ha portato il presidente Bombassei. Guardate che regalo ci ha fatto, chissà quanti magari anche per impedimenti fisici non potrebbero ammirare, perciò grazie presidente Bombassei delle bellezze che stiamo ammirando. Prego, a lei. Diciamo che come Venice Foundation e a differenza appunto di quello che diceva il direttore, noi siamo un'associazione privata e quindi chiaramente dobbiamo cavarcela con il sostegno che i nostri soci, gli associati o chi crede in noi e nei nostri progetti può darci come contributo. Grazie a quello siamo riusciti a realizzare una mostra di un artista contemporaneo, quindi assolutamente discutibile nel senso più positivo del termine, quindi discutibile nel senso che crea discussione, crea pareri anche molto discordanti, portandolo all'interno di uno dei musei civici, quindi di uno dei musei veneziani, il Museo Correr, e mettendolo a confronto con le opere che dentro al Museo Correr sono presenti, opere che vanno dal 1200-1300 e dialogano e creano contrasto, come potete ben immaginare vedendo anche queste immagini, creano contrasto. Io mi auguro creino anche discussione dal punto di vista di riflessione un po' alla luce di quello che ci dicevamo prima, no? Di spunto per poter apprendere delle cose nuove. Architetto Bombassei, presidente di questa Venice Foundation molto importante, che però fa capire quello che è la storia antica, la storia che ci hanno lasciate, la conservazione e quello che è il moderno, l'attuale, il contemporaneo. Però c'è un equilibrio molto importante, cioè non fai, io glielo dico veramente, presidente Bombassei, quando vedo queste storpiature, a mio modo di giudicare, posso anche sbagliare, su un contesto meraviglioso che la storia ha conservato e ci ha regalato, all'improvviso questi architetti che ti sparano questo cubo in mezzo a un qualcosa che non è accolto, cioè l'equilibrio del bello, ecco è questo, l'equilibrio del bello, saper equilibrare nonostante nel 2024 abbiamo strumenti, abbiamo di tutti di più per cercare di proprio centrare l'equilibrio,
vediamo delle cose pazzesche, che questo territorio non accetta. Vedi che è una violenza al territorio, ma si può fare violenza all'arte, alla bellezza e alla conservazione, Presidente Bombassei? Bisogna trovare un equilibrio, come in tutte le cose, come sempre. Io credo che cercare di trovare una modalità di dialogo tra il contemporaneo e l'antico possa portare valore reciprocamente. L'esempio della mostra che citavo prima, che è il progetto poi di quest'anno rispetto a tanti progetti degli anni precedenti in cui invece magari si è lavorato molto più sull'antico, la quadreria di Palazzo Ducale o il restauro di affreschi, eccetera. Quest'anno la scelta è stata quella proprio un po' del cubo che diceva lei, dentro a una realtà storica. Però questo cubo bianco, e voglio usare la sua similitudine, che è stata la mostra di Francesco Vezzoli, ha permesso a tanta gente di scoprire per esempio il Museo Correr, il secondo piano di Museo Correr, realizzato e restaurato da Carlo Scarpa, che è uno degli architetti veneti più importanti nel mondo, che forse in tanti non conoscevano. Quindi se anche magari c'è un elemento che può in qualche modo essere oggetto di perplessità, lasciatemi usare questo termine, anche se invece è stato apprezzato da tantissime persone. Siamo già a 26.000 visitatori, che è un numero credo mai visto al Museo Correr nel primo mese di esposizione di una mostra. Permette di conoscere e scoprire un qualcosa che fa parte della città. Quindi sì, può essere un'anomalia, ma un'anomalia che in qualche modo ti fa guardare anche tutto quello che c'è intorno all'anomalia e apprezzarne forse di più il valore e tutto ciò che ne deriva da questo. Però è vero, e condivido, è anche vero però che avete creato un equilibrio. Avete fatto un piano in maniera che è stato preso dolcemente il percorso per arrivare a quel piano, per ammirare l'antico col contemporaneo. Non è che io entro al Museo Correr subito mi trovo questa cosa, cos'è sta roba? Poi soprattutto sono mostre anche temporanee. Prego, per cui Presidente Eri. Sono mostre anche temporanee con un grande artista come Francesco Vezzoli, che a Venezia ha fatto già molto e che quindi ha avuto modo di essere apprezzato. Ricordo quando lavoravo alla Cini che si organizzò una mostra appunto di Vezzoli in cui il pubblico aveva modo anche di cogliere quelle che erano le provocazioni che lui dava, le stesse provocazioni che si vedono all'interno delle immagini che abbiamo visto, no? All'interno di un quadro super classico ci ha messo dentro tutto quello che è, se vogliamo, il pop, ma anche un po' la superficialità degli anni '80 di American Gigolo, no? L'immagine di Richard Gere nel suo film del 1980. E quindi comunque fa parlare, fa discutere, ma come dice il Presidente, fa anche conoscere, che è l'obiettivo di... Fa riflettere. Io credo che la riflessione, lo spunto di riflessione e il pensiero siano importantissimi. Siano stimoli più o meno percepibili, più o meno che poi ciascuno di noi in modo molto soggettivo può recepire, però è molto importante far pensare le persone, farle anche discutere se si vuole, no? Perché è un modo per conoscere più cose, quindi un artista così internazionale che viene messo di fianco a un'opera del 1200 fa guardare anche l'opera del 1200 con un occhio e una modalità differente, quindi per chi la conosce già magari la si può interpretare in un modo diverso e chi invece non la conosce ancora può giocare di contrasto e di sorpresa. Quindi io credo che poi si torna al tema delle emozioni che dicevamo prima, come ciascuno di noi può recepire anche una situazione di questo genere. La recepisce in modo diverso, in modo molto stimolante e secondo me è quello l'obiettivo principale che ci dobbiamo dare, la conoscenza attraverso le emozioni. È emozionante anche vedere quanta passione c'è all'interno di questa meraviglia che sono i teatri, che sono i musei. Io mi ricordo, e anche ci tengo a salutare l'architetto Beglini del Museo Correr,
durante questa visita e mi è rimasto veramente impresso la passione e che non ci deve essere una virgola fuori posto. Mi ricordo la tenda che era leggermente spostata e lui è andato a mettere a posto la piega della tenda perché doveva essere perfetta. Una cosa che noi magari sfugge, ecco, a queste persone che vivono, che respirano dalla mattina alla sera queste meraviglie non sfugge niente, neppure questa virgola di tendina che non era proprio messa al suo posto, perché quello che si vede ci deve emozionare, deve essere perfetto, ma deve essere proprio perfetto, e questo lo dobbiamo a queste figure che avete qui questa mattina, questi ospiti importanti che non lasciano niente a caso, perché quando entriamo al Museo Correra, ai musei civici o alla Fenice, la prima cosa è l'emozione. L'emozione è quella cosa che ti rapisce e che ti fa fermare davanti a un quadro, una statua, perché questo parla, ti fa delle domande e tu devi rispondere, oppure viceversa, tu fai delle domande, cosa sto vedendo, cosa mi fai vedere, e poi ci sono queste persone invece frettolose che passano senza fermarsi ad osservare, a capire, a fare domande a questa opera meravigliosa che stanno ammirando, e dopo le vendi magari a far compere, a prendere qualche cosetta e là perdono magari mezz'ora per scegliere una spilletta, magari, dico così, senza capire che si dovrebbero fermare di fronte a tanta bellezza e a fare domande. Prego, Presidente Eri. In effetti quella che è l'interazione tra l'uomo e la cultura è un aspetto molto importante e dovrebbe essere compito anche di chi progetta questo genere di cose riuscire a fare di tutto per attirare quanto più pubblico possibile e per far interagire con il mondo della cultura, no? Altrimenti nel momento in cui adottiamo approcci tradizionali, cioè consideriamo il nostro pubblico solamente fatto da esperti, che sono sempre molto pochi, ma soprattutto gli esperti sono quelli che non pagano il biglietto, quasi sempre sono ospiti, no? Mentre invece quanto più noi apriamo a tutte le fasce di pubblico cercando di trovare dei nuovi linguaggi, dei nuovi filoni narrativi con loro, no? Attraverso i nuovi strumenti di comunicazione. È quello che noi facciamo per esempio con il progetto Under 35. Quando poi si finisce con il periodo scolastico, i ragazzi sono chiamati a scegliere da soli quelli che sono i servizi culturali e le attività che vogliono svolgere. Quello che noi facciamo è quello di cercare di attirarli a questo nostro mondo con dei progetti specifici in cui li facciamo entrare in teatro, in cui riduciamo fortemente quello che è il biglietto, perché con 10 euro diamo loro un evento compiuto in cui hanno la possibilità di fotografarsi, hanno la possibilità di vivere un DJ set e di bere un aperitivo all'interno delle nostre sale apolline e poi anche magari di gustarsi un concerto, e magari quando avranno più possibilità, perché entreranno a far parte del mondo del lavoro e quindi avranno più disponibilità, avranno modo di capire se vale di più spendere 100 euro per una cena stellata oppure invece se venire a vedere un concerto e passare una bella serata alla Fenice. Oppure fare un giro sui musei civici. Oppure andare ai musei civici a vedere una bella mostra. Allora andiamo a vedere anche questa intervista a Paola Chiarioni, insegnante scuola primaria. Andiamo a vedere cosa ci fa vedere il presidente Andrea Erri. Mi chiamo Paola Chiarioni, insegno alla scuola primaria Giacomo Leopardi di Mestre e sono venuta alla Fenice a portare la mia classe quarta come conclusione di un percorso, di un laboratorio musicale fatto con la sezione Education della Fenice, che conosco perché attraverso il sito guardo le proposte che ogni anno il teatro fa, in particolare da parte appunto di Education, e che ho già frequentato, quindi ho avuto modo di conoscere, so di cosa si tratta. E in particolare il Puccini Kids di quest'anno
è stato non solo bellissimo per gli alunni, ma come di solito avviene per questi tipi di laboratori, ha avuto un incontro precedente per le insegnanti, un incontro formativo, che è stato uno degli incontri più interessanti e divertenti che ho fatto come insegnante, con un gruppo di insegnanti nel quale abbiamo imparato le stesse cose che i bambini poi hanno eseguito oggi, che sono stati il frutto di una serie di lezioni fatte in classe. Ovviamente la Fenice Education ci ha fornito tutta una serie di materiali, di tutorial, di materiale anche informativo su Puccini, quindi il percorso è proprio un percorso educativo che va al di là dell'aspetto musicale, assolutamente consigliabile e inclusivo, ha tutte le caratteristiche per essere consigliato, perché ci riescono a lavorare dentro tutti. Nella mia classe, dove ci sono bambini come in tutte le classi che manifestano più o meno capacità, stili diversi, difficoltà, in questa esperienza si sono assolutamente tutti messi alla prova divertendosi, una cosa veramente divertente e soprattutto utile, insomma. Allora, io dico però una cosa, lo dico a Andrea Eri, io non devo essere fortunata di andare in quella scuola dove trovo l'insegnante sensibile, l'insegnante che capisce l'importanza dell'arte, di farmela ammirare. Io devo avere quello che mi spetta di diritto quando vado a scuola e l'arte mi aspetta di diritto e invece non funziona così, perché io devo avere la famiglia, la scuola, un accompagnamento. E se questo non avviene, cosa succede? Succede che io mi trovo dei ragazzi che mi dicono non so chi sono, non capisco più che genitori ho, chi sono i miei genitori, i miei fratelli, ne ho talmente tanti, sono confuso, Mirella. E forse poi questi ragazzi, se riuscissimo ad accompagnarli in percorsi educativi così importanti, che solo l'arte, la musica, la bellezza può fare, forse avremmo, chissà, anche di piccoli geni, chissà dentro questa aggressività negativa cosa può nascondersi. Che creatività magari può avere questo ragazzo che non sa, non conosce, perché non è stato accompagnato in questo percorso. Prego, Presidente. Mirella, è verissimo quello che dici. Io sono solito dire sempre che così come esistono dei livelli essenziali in ambito sanitario, devono esistere dei livelli essenziali di diritto soggettivo, cioè per ogni soggetto che vive all'interno del nostro paese, livelli essenziali di cultura, cioè da cui non si può prescindere. Come il diritto all'istruzione, come il diritto alla salute, come il diritto alla cultura. Pensa che addirittura l'OMS nel corso degli ultimi anni e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato una relazione positiva, fortemente positiva, tra la cultura e la salute, quasi come se fosse la cultura un servizio terapeutico che quindi favorisce il benessere della persona. Questo sarà un tema su cui cercheremo di approfondire molto i prossimi anni e sono sicuro che se avrò il piacere ancora di essere ospite in questa trasmissione potremo scoprire qualcosa di nuovo. Sentiamo come commenta il Presidente Bombassei. Prego, a lei, Presidente. Guardiamo anche le locandine, perché veramente il tempo è tiranno e non voglio far mancare niente, l'importanza di vedere queste locandine della mostra di Francesco Vezzoli. Prego, Presidente. Prima di tutto condivido pienamente quello che dice il direttore e lo sposo a tutti gli effetti. Fortunatamente o sfortunatamente noi siamo un'associazione privata e quindi dobbiamo collaborare con il pubblico e quindi io mi sento già estremamente privilegiato di essere presidente di un'associazione che
legata strettamente ai musei civici. Presidente, mi scusi, possiamo salutare anche questa donna meravigliosa che è Franca Cohen? Possiamo salutarla? Certo. Ecco, perché non vorrei proprio dimenticarmi di salutare, che grazie a lei ho conosciuto questa persona meravigliosa che è l'architetto Bombassei. Mi scusi, ma dovevo farlo perché me la ricordo sempre, ce l'ho sempre nel mio cuore. E la ringrazio molto e riferirò i suoi saluti sicuramente se non ci sta seguendo, ma credo sia tra il suo pubblico e una sua fan, quindi sicuramente sarà con noi. Quello che dicevo è che noi siamo un'associazione privata e quindi in qualche modo dobbiamo trovare i sostentamenti per poter poi portare il nostro piccolo contributo all'interno di un mondo molto più ampio e più complesso che è quello del mondo pubblico, no? Quindi devo dire che questa esperienza di collaborazione con i musei civici e quindi il Correr, che è parte dei musei civici, pur con tutte le difficoltà che ovviamente ci sono nel mettere in piedi una mostra di questo genere con un'icona pop come Francesco Vezzoli, come diceva prima il direttore, che è una figura che ha fatto 4 biennali, ha esposto al MoMA, ha esposto a New York e ha portato anche un nuovo pubblico al Correr. Non è stato semplicissimo, proprio perché ci sono delle modalità diverse tra il pubblico e il, chiamiamolo, privato, di modalità di lavoro. Fortunatamente siamo riusciti a invece trovare una sincronia e soprattutto col direttore del Correr, ma con la dottoressa Squarcina, col dottor Agnetti dei musei civici, oltre che con la presidente, un ottimo modo di lavorare e soprattutto abbiamo capito come poter, con una mostra anche temporanea, far rivitalizzare o rivedere certi ambiti e certi aspetti del patrimonio artistico veneziano. Allora andiamo a vedere anche queste immagini dell'allestimento di questa bellissima mostra di Francesco Vezzoli, commentate dal presidente Bombassei, Luca Bombassei. Prego Presidente, commentiamo le immagini che vediamo, perché anche l'allestimento non è mica così semplice come, anzi è là che ci giochiamo il tutto poi quando entra questo. Prego. La grande sfida che ci siamo dati, poi io sono, diciamo, il patrocinatore, cioè nel senso che il produttore in quanto presidente di Venice Foundation, che doveva coordinare l'artista, il curatore che è Donatien Graou, che viene dal Louvre e quindi insomma personaggi abituati anche a lavorare a livelli altissimi, e coordinare queste persone che devono far dialogare appunto un luogo iconico come il secondo piano del Museo Correr, in cui l'installazione di Carlo Scarpa sono degli elementi anche, lo dico da architetto oltretutto, che fanno parte dell'immaginario, della storia, sono veramente, come dicevo prima, delle icone, far dialogare con anche l'installazione che Vezzoli ha chiesto e ha realizzato, e secondo me ottenendo e trovando un equilibrio perfetto, proprio perché il percorso del secondo piano del Correr è toccato dalle opere di Vezzoli, ma che non fagocitano, non sovrastano le altre opere che sono rimaste assolutamente presenti nel museo, e quindi è secondo me ha raggiunto un ottimo livello di equilibrio e di piacevolezza, giocando di contrasto. Io chiedo sia al presidente Luca Bombassei che al presidente Andrea Erri cosa vuol dire lavorare tutti i giorni nella città più bella del mondo, che tutti ci invidiano, basta vedere il numero di turisti che abbiamo giornalieri, e soprattutto lavorare nella bellezza tutti i giorni. Ecco, ammirare tutti i giorni quello che magari tantissime persone non vedranno mai. Voi tutti i giorni, quando arrivate a Venezia, avete subito il museo a cielo aperto che è Venezia, e poi entrate in questa meraviglia che sono i teatri e i musei. Prego, Presidente Erri.
Beh, lavorare nella cultura già di per sé è un privilegio, nel senso che non è dato a tutti di operare all'interno di un mondo così magico e così pieno di energia, no? In cui convivono sempre la tradizione, l'innovazione, le nuove creazioni. Immaginatevi poi in un contesto come quello di Venezia, in cui tu lo sai, io sono trevigiano, abito a Treviso e quindi in 30 chilometri ho la possibilità di cambiare completamente scenario, quindi da uno scenario molto attivo, molto di sviluppo, di industria, no? Arrivare invece ad un contesto in cui la cultura fa la parte dominante e poterci lavorare e poter vivere, diciamo, questo tipo di atmosfera lavorando è per me il più grande privilegio. Sentiamo anche il Presidente Bombassei, prego Presidente. Beh, io condivido ovviamente il fatto di essere assolutamente privilegiati nel lavorare in questa città, in questo mondo, però anche c'è un fortissimo senso di responsabilità nel avvicinarci a delle cose così preziose e così tante, perché anche solo una porta di un museo è un oggetto d'arte a Venezia, quindi è un grosso senso di responsabilità. Poi appunto il mio è un ruolo che non è un lavoro, ma è come dire, è il rappresentare un gruppo di persone che vogliono sostenere la città, quindi è doppiamente responsabile, perché è diverso ovviamente essere un dipendente dei musei civici, quindi poter avere anche delle regole per come approcciarli, invece per noi che veniamo da fuori dobbiamo entrare ancora più in punta di piedi, ancora con più rispetto e ancora con più attenzioni per quello che facciamo per Venezia. E noi adesso dobbiamo porre l'attenzione alla pubblicità. Bellissime queste immagini, queste voci meravigliose, avete visto, sono i nostri bambini, i nostri ragazzi che cantano queste opere splendide con una semplicità grazie a questi insegnanti stupendi che abbiamo. Prego Presidente Erri. Sì, vengono fatti dei lavori di didattizzazione e quindi che non significa banalizzazione, significa comunque mantenere quelle che sono le caratteristiche essenziali di questo mondo e riportarle all'interno di un laboratorio in cui ci sia in più l'espressività corporea, che è tipica appunto del mondo dell'infanzia, perché serve poi per accompagnare quello che è il ritmo e la voce, no? In modo che vadano sincroni. E poi anche la nostra caratteristica, che è quella di essere musica dal vivo, quindi non si lavora su basi registrate, ma si lavora con 12 elementi che sono musicisti, insomma, presi dai conservatori o da giovani nostri strumentisti che poi operano e realizzano questi laboratori. Oltre a questo voglio anche ricordare
coloro che elaborano poi il format e poi lo conducono, voglio ricordare il maestro Borin in particolar modo, che è di Conegliano, quindi qui vicino a noi, e che da molto tempo attraverso la sua associazione svolge questo tipo di format e di lavori anche molto complessi, perché poi alla fine la non banalizzazione significa non semplificare i testi ma lasciare esattamente le parole del librettista, come avete sentito poco fa nel filmato. E soprattutto questi bambini, queste persone che si muovono e cantano come avessero già fatto di questi percorsi, perché per loro viene molto spontaneo, viene molto facile eseguire, perché apprendono velocemente, hanno una velocità che è incredibile. O sbaglio, Presidente Bombassei, i giovani, ecco, l'arte, la musica, la cultura, ecco, io punto molto sui giovani, tutte le mattine io dico che abbiamo la fortuna di avere, dobbiamo puntare su questi giovani che delle volte fanno anche delle azioni molto viste anche in maniera sbagliata dall'opinione pubblica, perché poi bisogna vedere da quale angolo tu vedi questi gesti. Ho avuto Ultima Generazione, lei sa di cosa sto parlando, dove hanno spiegato molto bene perché questi gesti, ma non facciamo del male, anche se la fontana diventa rosa o il quadro, non facciamo niente, vogliamo attirare l'attenzione perché siamo preoccupati. Ecco, cosa vuole dire a questi giovani, Presidente Bombassei? Ma l'associazione che io ho la fortuna di presiedere è un'associazione che come prima operazione, nel momento in cui sono diventato presidente dopo la nostra Franca Coin, è stata quella di immediatamente inserire una quota giovani, proprio perché d'accordo la raccolta fondi avviene tra chi ha delle grandi possibilità o possibilità maggiori, ma la possibilità deve essere estesa anche. E ovviamente noi viviamo di quello, del sostegno, del fundraising, cioè della ricerca di risorse esterne. È stata aperta anche ai giovani con delle quote ovviamente per i giovani, quindi con una quota molto più bassa che permetta alle nuove generazioni di approcciare quello che noi facciamo. Altra attività che per esempio è stata fatta immediatamente è stata quella di collaborare con il conservatorio. Il primo anno della mia presidenza è stata quella di dare una sorta di borse di studio o comunque di rimborso per alcuni dei ragazzi che avevano avuto degli impedimenti dovuti all'acqua alta del 2019, eccetera, eccetera. Quindi un'attenzione ai giovani è fondamentale e io trovo sia determinante. Ed è uno dei motivi per cui, tra l'altro, la mia scelta di portare anche l'arte contemporanea, che forse è più approcciabile da chi ha anche una sorta di apertura mentale maggiore o una predisposizione maggiore a scoprire e a trovare una connessione tra l'antico e il contemporaneo, apre in questa direzione. Quindi io condivido pienamente il fatto che formare fin da piccolissimi i nostri ragazzi all'arte, alla cultura sia uno strumento doveroso e che anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare. Presidente Bombassei, voi Sì. Avete tutti i giorni tantissime persone da tutto il mondo. Cos'è che la colpisce di più quando entrano in questi musei che ammirano queste opere meravigliose, siano antiche che contemporanee? Ma io ho visto, sono tutte persone molto preparate, quasi sempre, persone che sanno dove entrano e cosa possono ammirare. Ma alla fine, quando escono, cosa dicono? Perché noi siamo curiosi anche di capire, ma di fronte a tanta bellezza, poi alla fine, perché poi quando escono c'è un'altra bellezza ancora, cos'è che dicono, Presidente Bombassei? È molto divertente perché ci sono le reazioni più inaspettate ed è forse quella la cosa più stimolante anche per noi che lavoriamo a monte nel prepararci in questa direzione. Ci sono perplessità, ci sono contestazioni anche che trovo siano poi quello che a me e al Consiglio e al gruppo degli associati della nostra associazione dà
gli stimoli migliori per fare poi il progetto successivo. Quindi è chiaro che se viene il direttore del Louvre a vedere il Correr, parla allo stesso livello del direttore del Correr, quindi è preparato per capire perché c'è una connessione tra un artista come Francesco Vezzoli e un'opera, non so, di Carpaccio, di Antonello di Messina, da Messina di qualche secolo fa. Il turista che magari invece, dopo aver passato il primo piano attraverso le statue di Canova, sale e scopre questa strana distorsione tra, come vedevamo prima, delle opere molto contemporanee e anche molto discutibili. Riguardiamo anche le opere, per cortesia, dalla regia, grazie. Prego, Presidente. Suscita le reazioni più inaspettate, quindi questo io trovo sia una cosa molto stimolante per noi e per tutti, perché comunque fa pensare, un po' quello che cercavo di dire prima. Non necessariamente ci attendiamo che tutti apprezzino, ma ci attendiamo che tutti riflettano, e il fatto di riflettere comporta poi di tenersi dentro qualcosa che ti fa crescere, che ti fa evolvere come persona, quindi è quello che io ammiro di più come reazione a ciò che avviene nel caso, per esempio, di questa mostra. Poi è chiaro che nei progetti precedenti della Venice Foundation, in cui invece magari si è restaurato un grande affresco del Tiepolo, era più facile e meno differenti le reazioni, perché la classicità è molto più approcciabile. Ma il desiderio un po' mio nuovo è quello di fare un passaggio tra quello che è stato la vecchia modalità di gestire l'associazione, in cui si restauravano dei beni storici, ma magari un po' fine a se stessi, nel senso che magari si restaurava un oggetto preziosissimo che però poi veniva riposto all'interno di una teca o addirittura all'interno di un magazzino, proprio perché Venezia ha un quantitativo di beni tali da dover essere necessariamente anche in buona parte immagazzinati, e non c'è lo spazio fisico per esporre tutto quello che Venezia possiede. Il fatto di portare il contemporaneo è anche una modalità per aprire e far vedere a pubblici differenti cose antiche su cui andremo a lavorare. Quindi, per esempio, l'idea è quella in futuro, a breve, di, per esempio, lavorare insieme al Correr per magari riuscire a rivitalizzare il piano di Carlo Scarpa, che ha forse bisogno di essere un attimo sistemato, ecco, per esempio. Per esempio, fare squadra, l'importanza di fare squadra è fondamentale, è fondamentale perché poi, appunto, su tutto e dappertutto. Questa collaborazione privato-pubblico è non semplicissima, ma estremamente stimolante. Allora, sentiamo invece da Andrea Erri. Presidente Erri, che opera metterebbe di fronte a questi quadri meravigliosi di Francesco Vezzoli, e quale musica abbinerebbe? Chi abbinerebbe a questo pittore contemporaneo in un contesto come questo dei musei civici? Prego. In verità, cara Mirella, non saremo così distanti, nel senso che sono felice di annunciare oggi che saremo proprio in piazza San Marco, e quindi vicino al Correr, a fianco, appena usciti dal Correr, il giorno 13 luglio in diretta TV alle ore 21. Con un grande spettacolo che abbiamo voluto chiamare Omaggi a Puccini dal mondo, e quindi riusciremo a mettere insieme Ravel, metteremo insieme anche Gershwin, perché è anche questo l'anniversario di Rhapsody in Blue, la sua famosa composizione, e metteremo insieme, grazie ad un soprano ed un tenore, le più belle arie di Puccini, e quindi io metterei un omaggio a Puccini dal mondo, appunto sperando che poi gli effluvi di questo entrino anche all'interno del Correr e delle mostre che sono lì organizzate. Io
Io mi ricordo l'anno scorso di un turista a Villa Margherita Inclusiva, dove ho fatto questa collaborazione col presidente Kerr di Federalberghi, dove mi è arrivato questo turista e avevo le maschere originali veneziane a foglia d'oro, abbinate anche a dei percorsi fatti dai bambini, con i loro disegni, con le loro opere, con questi meravigliosi vestiti originali antichi del 700-800, dove veramente sembravano, le donne dovevano essere tutte bambine piccolissime, avevano proprio, erano così, una cosa incredibile. E mi ha detto una frase che mi ha colpito: di fronte a tanta bellezza anche le mura di questo edificio meraviglioso sorridono, i muri stanno sorridendo. Cosa vuol dire una frase del genere per lei, Presidente? Di fronte a tanta bellezza anche questo edificio sta sorridendo, sta vivendo. È un po' la stessa atmosfera che tu vivi, ed è una domanda che mi sono fatto anch'io, no? Cos'è che porta 200.000 persone? Perché il 2023 l'abbiamo chiuso con 200.000 visitatori dello stabile Teatro La Fenice, no? Che dal punto di vista artistico e architettonico io non posso certamente essere un maestro, forse il presidente Bombassei può dare risposte migliori delle mie, però sicuramente 200.000 persone che pagano un biglietto per vedere un teatro ricostruito 20 anni fa vuol dire che evidentemente qualcosa lo trovano, no? Sì. E quello che trovano, la risposta che mi sono dato, vanno a trovare tutta l'energia che si è consolidata e che è resistita a 2 incendi, uno nel 1836 e l'altro nel 1996, del nostro teatro, ma l'energia che hanno dato il pubblico, i loro applausi, i nostri artisti, il nostro coro e la nostra orchestra che lavorano ogni giorno in maniera indefessa per poter dare il meglio ai nostri spettatori, sopravvive al fuoco dell'inferno e sopravvive anche e entra come un'atmosfera all'interno dei muri, e lo stesso è per le opere. Sentiamo anche il Presidente Bombassei e vediamo ancora una volta questa locandina per far capire l'importanza di questa mostra molto bella di Francesco Vezzoli. Prego, Presidente Bombassei. Beh, io chiaramente sono onorato di essere tra l'altro ospite insieme al direttore Harry, perché La Fenice è un simbolo veneziano fondamentale. La nostra piccola parte, il nostro piccolo ruolo di associazione Venice Foundation cerca di lavorare per Venezia e di valorizzare tutto quello che riesce, partendo in questo caso dal Museo Correr, ma in passato anche attraverso Palazzo Ducale o San Marco, eccetera. È difficile dire quanto la bellezza possa lasciare addosso alle persone. Io trovo che l'opportunità che dà la visita di uno spazio di questo genere o di qualsiasi altro edificio storico veneziano sia un valore importante da tenersi addosso il più possibile. Grazie Presidente, allora vediamo anche queste interviste, abbiamo parlato degli Under 35, andiamo a sentire cosa hanno detto. Sicuramente è una bellissima iniziativa perché rende il teatro, vista una cosa così elitaria, lo rende molto più democratico e accessibile a tutti quanti. E poi la contrapposizione tra una musica più tradizionale, classica, e un DJ set prima di entrare in sala sicuramente rende ancora più evidente questa contrapposizione. No, bello, meritato, siamo stati accolti bene, l'aperitivo è stato fatto bene, probabilmente ci ritorneremo. Ed è bello che sia un biglietto difficile. È bello che si apra un attimo anche agli studenti universitari e non rimanga una cosa isolata per un determinato tipo di persone, marocconi.
elaborare il pensiero in maniera intelligente. Grazie Ludo. No, che comunque ci sia una sorta di possibilità da parte di istituzioni veneziane, come ad esempio il teatro, la Fenice, di aprirsi anche al mondo universitario, perché comunque guardandomi intorno metà della gente sono studenti universitari. Di questa serata speriamo è un'ottima idea per venire a provare comunque anche per noi giovani la Fenice, che magari questa è stata l'occasione adatta e niente, per ora è una buona opportunità da cogliere sicuramente. Io penso che sia un'idea fantastica, perché poi la città, dal punto di vista di studenti universitari, offre secondo me molto poco, potrebbe offrire molto di più cultura, storia, e il fatto che la Fenice voglia avvicinare a un nuovo tipologia di pubblico, soprattutto che Ca' Foscari, lo Euro può offrire, è una cosa straordinaria. No? È la prima volta che vengo a un evento del genere qua alla Fenice e sono molto contenta perché è un bel modo anche per conoscere nuova gente e vedere appunto anche molta gente della mia età che viene a vedere questi spettacoli, questi concerti, e quindi per noi è una bella occasione. Sì, anche per me è una bellissima occasione, anche perché i giovani a teatro vanno molto meno spesso e quindi magari anche organizzare un aperitivo prima del concerto diventa qualcosa di molto più inclusivo e quindi resta comunque una bellissima esperienza sicuramente da rifare. Ciao, sono Carlo Emilio Tortarolo, il presidente di Juvenis, Giovani Amici della Fenice. Siamo qui, non tutti soci di Juvenis, ma speriamo in futuro molti soci di Juvenis, tutti giovanissimi, under 35, ma a vedere qui intorno direi anche under 25, intorno ai 20, alcuni per la prima volta, e a sentire un concerto impegnativo. Stravinsky e De Falla non sono di facile ascolto per chi è la prima volta che viene in teatro, ma vedo tanti giovani entusiasti. Buonasera. Good evening, everyone. My name is Joana Carneiro, and the first thing I want to say is I am so honored to be sharing this stage with the fantastic Orchestra del Teatro della Fenice. Ma li avete visti i nostri meravigliosi ragazzi? Che dignitosi, che eleganti. Avete visto che comportamento? Perché loro hanno capito che entravano in qualcosa di bello e dovevano essere all'altezza. Li avete visti? Li avete visti straccioni? Ma li avete visti? Il comportamento, l'eleganza. Non è la camicia o il pantalone, è che, come dice il presidente Harry, loro si sono messi la cosa più bella che avevano quel giorno. Che non è l'abito da sera, ma è la camicia bella, il jeans bello, la scarpa bella, non sono in ciabatte. Prego Presidente, grazie, veloce perché dobbiamo chiudere. Sarò velocissimo, il progetto Under 35 funziona meravigliosamente. Abbiamo fatto un'indagine di mercato per riuscire a capire che cosa ostacolava l'accesso degli Under 35 all'interno del nostro teatro, ed è venuto fuori con questa ricerca che abbiamo fatto insieme con l'Università Ca' Foscari che i principali ostacoli erano legati al creare un'atmosfera, diciamo, un po' più coerente e modalità di comunicazione diverse. Quindi comunichiamo dell'esistenza di questo tramite social e riusciamo ad andare in sold out in circa 18-20 ore. E quindi voglio ricordare che a ottobre avremo un appuntamento speciale, perché sarà una festa. Il prossimo Under 35 sarà dedicato a tutte le matricole che verranno a studiare a Venezia. Complimenti, perché abbiamo visto un giovane diverso, un giovane che sa apprezzare l'arte, la musica, la bellezza. Come ci saluta Presidente Bombassei? Cosa vuole dire dopo aver visto queste immagini incredibili dei nostri giovani meravigliosi? Ma io confermo che l'opportunità, creare delle opportunità, ha sempre dei riscontri meravigliosi. Queste immagini lo hanno dimostrato, e quindi oltre a fare i miei complimenti al direttore è
sollecitare la città di Venezia o il territorio veneto a creare queste opportunità, perché poi la gente, i giovani, ma anche i meno giovani tutte le categorie di possibili spettatori, se gli si creano delle opportunità, le raccolgono al volo. La dimostrazione è stata appunto i numeri che ci ha detto il direttore, ma anche i nostri numeri. Io credo che 26.000 persone in un mese al Correr non siano mai entrate e forse proprio perché c'è un'opportunità nuova e diversa. Quindi l'apertura anche a un diverso approccio alla cultura, alla bellezza, ai sensi, la vista, l'olfatto, l'udito, la musica che appunto magari dal Correr si ascolterà durante il concerto, sono le opportunità che Venezia si merita e che tutti noi su cui tutti noi dobbiamo lavorare per riflettere come rendere sempre più ampio questo tipo di offerta, a differenza di offerte magari di altro genere, come citavamo prima, più commerciali o meno legate al valore dato dai beni che Venezia possiede. Grazie veramente al Presidente Luca Bombassei, Presidente Venice Foundation, di essere stato con noi, di averci fatto visitare stando a casa queste meraviglie, queste bellezze, perciò grazie veramente. Vi chiedo di venire a visitare dal vivo ovviamente, grazie, e di essere vicini alla nostra associazione per sostenerci. Grazie Presidente Bombassei, grazie. Come ci saluti Andrea Erri, Presidente Erri, un caro amico della Mirella, una persona squisita, umana e sensibile, prego. Allora io vi saluto dandovi appuntamento in Piazza San Marco sabato 13 luglio alle ore 21. Per chi non potrà venire, perché molti magari non possono venire per vari motivi, potranno vederci in diretta TV. Diretta, ok, grazie veramente. So che deve dare anche qualcosa alla Mirella. Certo, guardate assolutamente. Cosa deve dare la Mirella. Dopo tante volte pensate che la Mirella si dimentica. Tante volte che Mirella, scusate mi è caduto il microfono, ma ecco qua. Cara Mirella, dopo tante volte che tu mi hai invitato qui, voglio darti qualcosa anch'io, ed è la spilletta del Teatro alla Fenice. Non te l'appunto perché con la caduta del microfono, ma dopo ce la metteremo fuori onda. Guardate che bella, eccola qua la spilletta della Fenice, grazie al Presidente Erri, è stata consegnata, io la ricevo, ma questa qua vale per tutta Villa Margherita, inclusiva, lui lo sa quanto ci tengo, perciò è una spilla che io dedico a tutte queste fragilità che tutto il giorno veramente mi confronto e che se la meritano tanto. Grazie Presidente Erri, un caro grazie saluto veramente. A tutti. Pubblicità.
vincerò, non potevo non risentirla ancora una volta, troppo bello vedere questi bambini che cantano questa opera pucciniana. Ne parleremo in questa seconda parte con Simona Briganti, presidente VIS, volontario in servizio, e col dottor Andrea Angelozzi, psichiatra, già direttore dipartimento ULSS 3, Serenissima. Allora, io partirei proprio da lei, dottor Andrea Angelozzi, non perché non voglio partire da Simona Briganti, ma perché l'importanza dell'arte terapia, della musica terapia, in un momento anche di fragilità della persona, un momento delicato come può essere anche l'infanzia. È là il momento più delicato, questa pianticella che non sta crescendo nella maniera corretta, perché oppure nel DNA o per la famiglia o per tante cose tende a piegarsi. Può aiutare la musica, l'arte, l'accompagnamento a capire anche chi è questa persona? Prego, dottor Angelozzi. Sicuramente l'arte ha una sua importanza in questo ambito. Ecco, va un attimo ridefinito però il suo possibile ruolo, anche perché appunto noi veniamo da un'epoca romantica in cui c'era l'assoluta equivalenza che veniva fatta fra la follia, il genio, no? Come se fosse un portato naturale dello stato di malattia, con tutta una letteratura, appunto i varie situazioni di malessere che approdavano alle grandi produzioni, che potevano essere quelle artistiche, ma anche, che so, quelle matematiche, eccetera, eccetera. In realtà poi se andiamo a vedere effettivamente come stanno le cose, non sono esattamente così. Questo è un qualcosa che come dire, un aumento della creatività è un qualcosa che appartiene alle fasi iniziali dello star male, probabilmente legato alla modifica di quelli che sono degli aspetti consueti della realtà ordinaria, per cui, come dire, c'è un aspetto di maggiore creatività. Poi, col proseguo della malattia, in genere avviene una perdita delle capacità, questo è un qualcosa che un po' attenua. L'uso dell'arte terapia è comunque un qualche cosa di importante in ambito sia psicoterapico sia di riabilitazione. In ambito psicoterapico era stato, come dire, preso come un elemento per portare a una maggiore comprensione della persona. Come dire, io nell'arte mi esprimo al di fuori di determinati vincoli che possono limitarmi, e quindi lascio trapelare con più facilità degli aspetti propri. Sì, ma anche no, anche cioè bisogna un po' vedere, perché c'è comunque poi un aspetto, come dire, di interpretazione di quello che, dall'arte, di quello che avviene. Quando si fanno delle interpretazioni c'è sempre il rischio in realtà di, come dire, di aggiungere qualcosa di più di proprio che non dell'altra persona. E dal punto di vista riabilitativo c'è tutta una serie di studi che mostrano come l'arte terapia ha una funzione riabilitativa. Ecco, teniamo presente, quando si fa riabilitazione nell'ambito dei servizi, bisogna sempre tenere presente che bisogna cercare di offrire le cose che sono le più efficaci e quelle con la maggiore validazione, come dire, che abbiano sempre più prove di efficacia, perché questo è un dovere etico nei confronti dei pazienti. E diciamo che ci sono degli altri interventi riabilitativi che sono, da quello che mostra la letteratura, più efficaci rispetto all'arte terapia. L'arte terapia comunque ha tutto un suo ruolo di rispetto nell'ambito di queste cose. Tante pillole di piccole cose, però ci vogliono più cose, non solo l'arte terapia, diciamo. No, non è sufficiente. Non è sufficiente. Un'altra cosa, dottor Angelozzi, cosa sta succedendo secondo lei? Lei è psichiatra, è già stato direttore del Dipartimento ULSS 3, ecco, su queste menti, su questa aggressività, su questi femminicidi, non sono pazzi, non riusciamo a capire cosa succede, noi non riusciamo a comprendere come si fa a colpire una persona che ti è cara, che ti è stata vicina anche per tanti anni o per pochi anni, 20, 30 coltellate, e poi come non fosse successo niente. Cosa succede? Noi facciamo fatica a capire, dottor Angelozzi. L'ho invitata anche per questo, perché ogni giorno noi vediamo questa aggressività in qualsiasi momento, in qualsiasi modo, è sempre molto violenta.
ci si può accorgere prima? C'è un qualcosa che dovremmo fare tutti per diminuirla, perché siamo un po' preoccupati di questa aggressività che ormai è una quotidianità? Sono tante questioni. Allora, la prima è la questione del rapporto che c'è fra la violenza e la follia. Anche questo, come dire, a livello di psicologia popolare è molto facile legare questi due aspetti. Perché? Perché noi accettiamo, come dire, con più facilità una violenza, mi verrebbe da dire, comprensibile, e quindi che è poi una violenza finalizzata, che non è una violenza incomprensibile. Per cui dice, ha ucciso qualcuno nel corso di una rapina, ha una sua razionalità all'interno di questa cosa, ecco, e diciamo no, è un delinquente, non è un malato. Mentre invece ci sono delle situazioni in cui, come dire, c'è un aspetto di non comprendiamo questa cosa, o magari è troppo estrema, oppure ci fa orrore. Allora, in queste cose, in queste situazioni, noi facciamo un facile parallelo dicendo, ecco, visto che non lo comprendo, allora questa è follia. In realtà non tutta la sragione, cioè le forme di non razionalità, sono follia, perché poi la follia che richiede comunque la definizione di ambiti patologici, di determinate specifiche malattie, eccetera, eccetera. Allora, quando si va a verificare nell'ambito, ad esempio, della criminalità, no, cioè diciamo degli atti violenti nei confronti di altre persone, quanta sia la parte di queste persone che hanno patologie mentali, in realtà la parte è assolutamente modesta. Non è particolarmente significativa rispetto al contesto della popolazione generale, anzi, quello che si è visto è che quando ci sono degli atti di violenza, ci sono stati fatti bellissimi studi a riguardo, sono stati individuati più di 30 fattori che governano gli atti di violenza e in cui la malattia mentale è solamente uno di questi fattori, assolutamente non il più importante, anzi uno dei meno significativi. Le situazioni ambientali, le situazioni economiche, la situazione abitativa. Ci sono infiniti aspetti che governano. Fanno scattare? Certamente. Poi allora c'è anche poi l'altro converso, dice ma vediamo fra le persone che hanno sofferenza psichiatrica quante di queste persone commettono invece atti violenti, no? Che è l'altra faccia del... Certo. E anche qua se uno va a vedere effettivamente i dati, vede che no, la violenza è ristretta a situazioni molto specifiche, patologie molto specifiche, fra l'altro comunque in proporzioni decisamente modeste, per cui il pregiudizio che la malattia mentale sia violenza rimane solamente un pregiudizio e basta. Sentiamo Maria da Bovolenta, veloce Maria, che poi passo all'altra ospite, a Simona Briganti. Prego Maria. Ora, ciao Mirella, ciao. E buongiorno al tuo ospite, il dottore. Niente, volevo dire Mirella che sono stati belli i filmati e tutto che hai fatto vedere. Bisogna coinvolgere di più questi bambini, veramente, questi ragazzi. E la musica non fa guerra, fa la pace. Dovrebbero anche i cantanti, i cantautori, tutto, a darsi da fare per questa musica, lode alla musica che mette pace alla musica. Non ha mai fatto guerre, anzi al contrario. Io sono d'accordo di quello che state dicendo e purtroppo il mondo ormai va allo spazio, è già a metà strada e io la vedo un po' nera, insomma. Mi auguro che vada bene tutto, ma qua, Mirella, io dico sempre viva la musica è l'inno di pace. E stop, non ho altro da dire Mirella. Grazie cara Maria. E basta. Ciao, grazie Mirella. cara Maria, grazie per questa telefonata e per questa riflessione che è molto importante. Allora conosciamo anche Simona Briganti, presidente VIS. Cos'è questo mondo del volontariato a 360 gradi? Prego.
Vista è un'associazione che accoglie e coordina e gestisce un gruppo di volontari. Chi sono questi volontari? Sono cittadini che desiderano mettere a disposizione il proprio tempo, le proprie risorse, le proprie competenze a favore di una comunità per contribuire ad aiutare a risolvere quelli che sono i bisogni. Cittadini, sì, sono pensionate, casalinghe, ma anche persone attive nel mondo del lavoro, perché dobbiamo capire che per fare il volontario non serve necessariamente tantissimo tempo, sono le poche ore dei singoli che compongono il mare del volontariato, perché tutti insieme davvero possiamo fare la differenza e dare un supporto concreto alla nostra comunità, ai nostri bisogni. Poi certo i bisogni vanno individuati, quindi c'è bisogno di un coordinamento, di un contatto costante con le istituzioni per andare a definire quali sono gli ambiti di intervento dove i volontari possono veramente aiutare. Dobbiamo capire quali sono le abilità, i desideri dei volontari e mettere insieme queste meravigliose esperienze. Insieme possiamo davvero, spero, metterci a disposizione per rendere il mondo in cui siamo un po' migliore. Allora, Presidente Briganti, il volontariato e il mondo dei giovani, io ho tantissime associazioni, io ne ho anche 2 poi oltretutto, facciamo fatica ad avere i giovani e io sono convinta che non è che loro non arrivano da noi, siamo noi che non li intrighiamo perché non si fidano più. Infatti dov'è che li troviamo i giovani? Nel mondo del volontariato, con gli animali, nell'ambiente, e là li troviamo. Perché? Perché si fidano di più. Tutto questo meraviglioso mondo del volontariato, abbiamo più di 7.500 associazioni, poi alla fine se noi non riusciamo ad arrivare alla persona che ha bisogno, alla fragilità, è come non ci fossimo, perché forse ormai tutti facciamo tutto. Invece dovremmo fare più squadra, conoscerci di più, ognuno capire che ruolo fondamentale può avere per l'aiuto alla fragilità. Invece purtroppo noi vediamo anche a livello di leggi che ci stanno sempre più comprimendo. Ci mettono la burocrazia. Io non sono convinta, Presidente, che sia la burocrazia quello che loro interessa. È che stanno costruendo il castello con il re e la regina e i principini attorno. Tutto il resto è noia. Invece tutto il resto è fatto da quel mondo di volontariato piccolo, di prima linea, di diversamente giovane, che non è la quantità del tempo, ma è la qualità del tempo, può essere l'ora, le 2 ore, ma che ci mette tutto se stesso e sono i diversamente giovani. Allora, come possiamo, e qua mi rivolgo anche al dottor Angelozzi, ma questi ragazzi, dottore, che fanno dei gesti solo per attirare l'attenzione, solo per far capire che sono vivi, che ci sono, ma sono fragili, questa energia negativa, invece che essere positiva, diventa negativa, perché non la sanno gestire. Come fai a gestire su un ragazzo di 16-18 anni tutto questo rancore, questo malessere? E lui esplode nella maniera sbagliata, però poi viene segato perché lo segano. E dove lo troviamo? In una comunità che lui non si ritrova, fugge a volte dalla comunità. Bisogna vedere che accoglienza. Cosa dice, dottore? Guarda, mi sta facendo una domanda veramente difficile, nel senso che quella che è la situazione che noi vediamo a livello dei giovani è un po', secondo me, il riflesso di una situazione più generale a livello sociale. È stato parlato degli aspetti solidaristici, però non è quello che si vede nell'attuale società. L'attuale società è impostata in una maniera che è l'esatto contrario dei valori solidaristici. È una società che è impostata in forma fortemente competitiva. Fortemente competitiva per che cosa poi? Per degli aspetti molto di quotidianità oggettiva, molto tangibili. E io credo che sia molto difficile essere giovani in questo periodo, perché è difficile capire esattamente chi si vuole essere e cosa si vuole fare, perché i modelli poi quali diventano? Diventano i modelli appunto
del facile guadagno, del riuscire a vincere gli altri con tutti i mezzi, che sono poi quello sostanzialmente che ci viene proposto. Noi non dobbiamo sottovalutare il ruolo che ha a livello formativo appunto i media, e questo è il modello che viene fornito ed è il modello che viene confermato a livello sociale. Allora sto pensando, quando io nell'epoca etrusca ero giovane, no? era un mondo comunque diverso, poi vabbè, poi tutti i vecchi parlano così, era un mondo comunque diverso in cui c'era una prospettiva, vorrei essere così, grandioso, di cambiare il mondo, no? Di farlo diventare un luogo migliore. Ecco, io ho la sensazione che questa prospettiva non ci sia più. C'è solamente come riuscire ad adattarsi a questo mondo, che non è certo il migliore dei mondi possibili. E non tutti riescono ad adattarsi. E non tutti riescono, certo, perché poi è una competizione che implica che tutta una serie di persone perdono, e poi c'è un aspetto che comunque, come dire, questo implica una perdita di tutta una serie di aspetti umani propri. I valori? Sì, chiamiamoli così, che comunque per le persone è sempre una sofferenza e un vuoto. Abbiamo Sebastiano, devo correre dottore purtroppo perché il tempo è tiranno. Vai Sebastiano. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno, io volevo parlare sulla violenza sulle donne, su tutta questa violenza che c'è nel mondo. Secondo me dovrebbero fare anche delle strutture, quando una si sente anche un po' triste, un po' nervoso, delle strutture dove una si va H24 e può parlare con dei psicologi, con delle persone che ti aiutano. Invece in Italia purtroppo tutte queste cose è difficile trovarle. Magari tante persone si potrebbero salvare, perché magari gente che soffre di depressione o di ansia e tutto, delle strutture purtroppo sono difficili da trovare e hanno degli orari che sembra che sabato e domenica la gente non si ammala. E purtroppo è quella. La ringrazio, mi scusi e vado veloce. No, hai fatto bene Sebastiano, hai fatto bene. Allora sentiamo anche Simona Briganti come commenta le parole di questo giovane. Io ne ho trovato uno, l'ho raccontato anche davanti alle telecamere in questa trasmissione, che mi ha abbracciato, questo ragazzo sedicenne, e ho detto: cos'hai? Sono confuso, non so più chi sono. Ho 4 genitori, 5 fratelli. Non capisco più niente, Mirella, sono molto confuso e ho paura. Mi ha fatto molto pensare, dottore, questo ragazzo che io avevo appena conosciuto, ma forse loro capiscono che sto cercando anche di aiutarli in qualche modo, quello che posso, cercando forse di guardarli un po' negli occhi. Ecco, la prima cosa che faccio, li abbraccio, li bacio, li accarezzo e loro si ritirano, ma poi si sciolgono come neve al sole. Anzi, sono loro poi che fanno questo nei miei confronti. Quanto percorso dobbiamo fare per forse che basta delle volte un abbraccio, oppure quel ragazzo Briganti che mi ha detto: sai Mirella, la mia mamma la mattina ogni volta hai fatto il letto, lo zaino, le scarpe, mai una volta che mi dia un abbraccio e mi dica buona giornata. Cioè, cosa vogliamo dire? Perché noi viviamo nel mondo del volontariato con queste realtà, che sono anche questi giovani fortunatamente. Prego. Ma io credo che il volontariato, il sociale sia una risposta a questa confusione, o possa essere una risposta. Ci credo fermamente, con tutte le difficoltà che ci possono essere. Sono assolutamente d'accordo col dottore che siamo in un mondo troppo competitivo. C'è una competizione che ci spinge in qualunque ambito della vita e che ci schiaccia, una competizione però che porta e non sappiamo dove ci porta, perché non c'è un obiettivo, è tutta una gara, ma per arrivare a che cosa? Non è ben chiaro il valore. E io vorrei che il sociale, il mondo del volontariato desse un esempio al mondo, diciamo così, non vogliamo chiamarlo business perché non è una parola corretta, ma al mondo, al mondo che ci circonda, al meccanismo, ecco, che ci sta un po' schiacciando. Quindi col volontariato stiamo vicini a tante persone, diamo l'opportunità di ascoltare e di trasmettere quell'empatia che è così pericolosa, perché essere empatici con gli altri vuol dire assorbire anche lo stato d'animo e il dolore e i problemi di chi ci circonda.
risponda. Il volontario deve essere forte, deve essere formato e strutturato per rispondere a questo, però il mettersi a disposizione senza fretta, senza l'obiettivo di un compenso, ma con il cuore aperto, penso che possa essere una risposta, e penso che ai ragazzi posso veramente, mi sento di dire, di guardare al mondo del volontariato, anche farne parte attiva. Sono tante le associazioni che ci possono allora essere ne abbiamo disponibili. una al telefono che ringrazio, abbiamo al telefono una persona che ci tengo molto, vediamo anche la locandina, questo Open, andiamo a vedere questa locandina importante, e saluto Pier Mario Fop, presidente regionale Libera Veneta. Ce l'abbiamo in linea? Fop, ci sente? Sì, la sento. Buongiorno, buongiorno. Allora, cosa state facendo, presidente regionale, con questa locandina? Vediamo gli impegni, perché voi ce la state mettendo tutta, anche voi, per un bene comune, per intrigare questa società a migliorare. Prego, presidente Fop. Sì, io non sono il presidente regionale, perché Libera è organizzata in un altro Avevo scritto modo. così, vabbè, non importa. Sono il co-referente regionale. Libera è un'associazione di associazioni, quindi è una rete, e si chiama proprio Libera Associazioni Nomi e Numeri contro le Mafie, ed è stata fondata da Don Luigi Ciotti nel 1995. Cosa stiamo facendo? Open Olympics è il lancio della campagna di monitoraggio che come reti di associazioni nazionali, regionali e locali vogliamo attivare per richiedere la trasparenza su quello che sta succedendo riguardo alle Olimpiadi invernali 2026 Milano Cortina. È una rete che si è formata in questi mesi, è una rete che coinvolge il WWF, Lega Ambiente, Italia Nostra, Mountain Wilderness, Cipra Italia, Libera a livello nazionale, e tutta una serie, il CAI anche, il CAI nazionale, e tutta una serie di poi associazioni regionali e locali che già stanno facendo un monitoraggio per capire quello che succede. Ecco, lo scopo principale è richiedere la trasparenza nella gestione delle Olimpiadi invernali. Questo è Grazie Pier Mario Fop, fondatore regionale Libera Veneta, di aver spiegato quante persone stanno cercando invece di far capire che forse abbiamo sbagliato strada, percorso. Ecco, questo cemento ormai che veramente comincia a dare fastidio, tanto fastidio, specialmente alla sottoscritta, ma ho anche il coraggio di dirlo. Ecco, forse siamo proprio nella direzione sbagliata, e per fortuna che ci sono queste associazioni che ci fanno rientrare nella linea giusta. Allora, dottor, manca poco, dottor Angelozzi, però devo chiudere purtroppo, perché ci sono anche gli alpini, queste famose figure importanti. Ecco, cosa vuole dire a quelle persone che la stanno ascoltando, che sono veramente confuse? Stiamo dando i numeri, ormai stiamo dando i numeri proprio per le cifre che sentiamo sprecate, per noi questi servizi alla persona che mancano. Prego, dottor Angelozzi. Guardi, ci sarebbero tante cose da dire, alcune direi che sono forse più importanti di altre. La prima è: occorre un maggiore investimento. Di fatto i servizi di salute mentale nel Veneto sono fra quelli che hanno minore investimento economico in tutta Italia. Questo inevitabilmente si ripercuote sul personale, sui servizi, su quello che poi può essere offerto. Però appunto poi non è solamente una questione di malattie mentali, è una questione di malessere. E qui c'è allora un discorso diverso, che è il ruolo di quelli che sono gli psicologi, la psicologia di base, eccetera, che è tutto anche questo un ambito che non è a sostituzione della salute mentale, eccetera, ma è di doveroso completamento. Il terzo aspetto è quello che noi siamo sempre molto attenti alla persona, no? Diciamo, ecco, questa persona è così, bisogna che aiutiamo questa persona a cambiare. Le persone quello che fanno lo fanno in parte
loro aspetti propri, in parte perché sono in una determinata situazione. Allora tutta una serie di aspetti legati a dei comportamenti individuali in realtà sono più comprensibili e possono essere modificati se si ragiona nel termine del contesto in cui avvengono. Ecco, le persone nelle situazioni di volontariato si comportano diversamente di quello che possono comportarsi giocando in borsa. Certo. Ecco. E questo definisce con chiarezza anche che non può essere solamente un'azione sulla persona, deve essere anche proprio la costruzione delle possibilità di un mondo diverso. Bisogna poter mostrare alle persone che è possibile un mondo diverso. Con degli esempi positivi e non negativi, che li abbiamo, però si vede sempre l'esempio negativo e poco quello positivo. Invece ci sono, io cerco di portarli. Come ci saluta Presidente Simona Briganti? Cosa vuole dire come volontariato? Ma io davvero concordo proprio con 2 parole di incoraggiamento a partecipare a questa azione di volontariato, a rendersi disponibili a dare qualcosa di sé agli altri, se ne riceve sicuramente tanto. I bisogni della comunità sono tanti e ciascuno di noi può fare davvero molto, quindi siamo a disposizione per chi volesse anche partecipare. Credo che i nostri dati sono eventualmente disponibili. Perché è molto importante anche capire che ci sono tante persone che ce la stanno mettendo tutta. Vediamo anche la locandina Festa di Casa Nostra a questa alternativa ambiente, questi ragazzi che ce la stanno mettendo tutta anche per un disagio, per una fragilità, ecco, stanno cercando di dare loro la dignità della persona che è il lavoro, ecco, farli lavorare nella dignità della persona. Ecco, un minuto se ce la fa, dottore, quanto è importante il lavoro anche per le fragilità? È importantissimo, è una delle modalità riconosciute più efficaci per la riabilitazione, però deve essere, come dire, deve essere lavoro che sia lavoro di quello a cui tutti possono accedere, non semplicemente i lavori protetti che avvengono nell'ambito delle strutture, perché quello rischia di essere un'altra forma di separazione e di segregazione. È possibile farlo, oggi anche a Treviso ci sono le esperienze importantissime. Ci sono delle belle esperienze di questo tipo, certo. Questa cosa però penso, dottore, che forse dobbiamo riconoscere di più anche questa paghetta. Io ho avuto un'associazione di Montebelluna dove ha detto questi 15 euro, 20 euro, non erano i 15-20 euro, ma è la gratificazione del lavoro che fai e tu non li devi mettere in un vaso tutti assieme, lo devi dare al ragazzo perché lui con quei 15 euro decide di fare quello che vuole, non sei tu che devi imporre cosa fare. Ecco, io questo lo girerò anche al direttore Benazzi perché questa associazione vuole essere ascoltata, sono i loro figli, hanno creata loro, perché per loro anche questo riconoscimento con questi pochi euro, però è un riconoscimento importante per la persona che lo riceve del lavoro fatto. Cosa dice, dottore? Dico che si sa che quello che funziona non sono i lavori sottopagati, ma quello che funziona sono i lavori pagati come normalmente dovrebbero essere pagati. Questo è efficace, l'altra modalità è una modalità decisamente meno efficace, per tanti motivi che sono assolutamente ovvi. Grazie al dottor Andrea Angelozzi, psichiatra, già direttore Dipartimento ULS3 Serenissima, grazie a Simona Briganti, presidente VIS, volontaria in servizio, che inviteremo ancora. Adesso andiamo con le poesie di Mirella. E anche se questo sabato terminiamo un'ora prima perché c'è questa adunata importantissima a Vicenza degli alpini, non mancano di sicuro le poesie. Ne ho scelto 3. Una la dedichiamo agli alpini perché giustamente, visto che c'è questa grande adunata a Vicenza e quello che fanno gli alpini penso sia meritato. E invece 2 la dedicherò alla mamma, questa giornata importante per ricordare questa figura meravigliosa che tanti hanno la fortuna di avere, tanti non ce l'hanno, pure qualcuno ce l'ha, ma può essere anche la mamma sbagliata o figlia sbagliata, non so, che funziona sempre così. Comunque noi oggi dedicheremo queste poesie a queste figure. Allora inizierei proprio con l'alpino. Tutti noi siamo nati con un destino, il mio era quello di essere alpino. Orgoglioso di essere alpino, il giorno che ho ricevuto la cartolina di chiamata alla leva.
La prima parola che ho detto alla mamma: devo partire, ho il dovere di servire la mia patria. Dopo il periodo di leva, alla giovane età di 19 anni, partii per il fronte. Baciai la mamma, la strinsi forte al petto. Il suo nome sarà sempre sulle mie labbra nei momenti più brutti della mia vita. Arrivato, vedo il nemico a pochi passi da me. Sento il rombo dei cannoni. Le granate sfrecciano, il fuoco mi abbaglia. La terra comincia a macchiarsi del glorioso sangue. Ma il mio dovere era di andare avanti. Chiamavo la mamma che mi dava forza e coraggio. Ho camminato nel fango, con la pioggia, con il vento, con il freddo, nei sentieri e nelle vallate più impervie per combattere il nemico. Sono caduto e mi sono rialzato. Dovevo salvare la mia patria. Passarono i mesi, gli anni. Alla fine ho sconfitto il nemico. Ho vinto mettendo la bandiera al vento della mia patria. Però in quel momento ho anche sentito un gran dolore al cuore ed ho esclamato: mamma, ho vinto, ma ho anche ucciso un fratello per l'egoismo dell'uomo. Con questo dolore ho cominciato a camminare per tutte le vie del mondo per aiutare i miei fratelli. Il tempo passava ed il mio cuore cominciava a rasserenarsi. Ora, stanco e vecchio, mi sono seduto sulla tomba del soldato caduto in guerra. Ho preso sonno e non mi sono più risvegliato. Ma quell'alpino ha lasciato un segno profondo e vivo e tuttora noi alpini continuiamo ad amare e servire la nostra patria. Viva gli alpini, viva l'Italia. Questa bellissima poesia che mi hanno mandato, che mi hanno portato, ne ho tantissime, penso che oggi sia giusto leggerla. Come avete sentito c'è sempre la mamma in questo periodo anche difficile di questi ragazzi, di questi soldati che non la dimenticano mai, e forse è questa parola, questa figura che li fa andare avanti. Adesso invece leggiamo questi due alle madri, visto che domani è la festa della mamma. Madre, non ti lascio mai sola, dentro il tuo guscio stanco ci sono le emozioni degli interi universi, le parole mai dette, i dolori trattenuti, il mio volerti bene inespresso. Questa volta non è facile scrivere, mai avrei voluto farlo. Ora i tempi sono maturi, il poeta piegato dalla transitorietà che non fa eccezioni. Il tempo è illusione, il dolore no, esiste. Sei ritornata bambina, impaurita da tutto, con una dignità silenziosa. Ti resto vicino, sempre. La mia mano ti accarezza, prima di continuo trattenuta questo stolto che finge di saper vivere. Si può morire in vita quando tutto crolla, perché sei tutto. Senza appigli mi lascio sprofondare in luoghi interiori che non conosco. Mi resta solo la fiducia di essere aiutato da te, che mai hai smesso di proteggermi. Un'altra, perché se le meritano queste figure, queste mamme. Se tu sapessi, o madre, se tu sapessi, o madre, i tormenti di una vita mai vissuta, dei lamenti trattenuti e i nostri sguardi oltre ogni significato. Ho imparato da te la transitorietà del nostro vivere e l'inutilità dell'arroganza. Mai ci si abitua al dolore, al tuo è supplizio. Ti supplico, o madre, donami un frammento della tua anima, affinché non resti mai solo. Benedici i miei passi e anche se il vivere lentamente toglie ogni cosa, nulla può fare per l'amore che continua a riversarmi. Nelle notti buie e silenziose, tienimi per mano ancora una volta, accarezza i miei capelli e rendimi quieto. Viva gli alpini, viva la mamma, ciao!